Ovviamente è mio dovere etico salutare la vittoria di Giampiero Carta alle primarie della sinistra del bene comune e lo faccio proponendo anche una riflessione politica. Giampiero Carta ha stravinto le primarie e le ha stravinte con un profilo politico molto netto. È stato l'unico candidato a queste primarie che non si è caratterizzato per una polemica estrema ed aggressiva contro l'altro candidato del centrosinistra, cioè Giuseppe Arnone. Credo che gli elettori abbiano voluto dare un segnale. Ovviamente l'aggregazione del bene comune è liberissima di fare le scelte che ritiene. Io però credo che sia utile avviare una riflessione comune innanzi ai fatti che sono sotto gli occhi di tutti. Proprio ieri mattina sono rimasto abbastanza perplesso e sconcertato nel vedere Nicola Grillo, così tanto corteggiato anche dal vecchio sistema politico di centrodestra e di centrosinistra, discutere intensamente con il suo principale sponsor, Calogero Sodano, innanzi al Tribunale di Agrigento. E allora il fatto che i partiti che hanno avuto le responsabilità della mala amministrazione della terra agrigentina e della Sicilia, i partiti che nulla hanno fatto per Agrigento, che nulla hanno fatto contro il malaffare, contro la corruzione, per garantire i diritti alla gente, oggi in modo speculare incredibilmente rincorrono le medesime persone, Nicola Grillo e Totopennica, dovrebbero farci riflettere. Noi che siamo portatori di valori legati a contenuti e a storie assolutamente significativi e pregnanti. Il corteggiamento che dal PD di Capodicasa al PDL di Angelino Alfano si opera nei confronti di Grillo e di Pennica mi ricorda molto le campagne del calciomercato, come se Capodicasa, Di Mauro, Cimino, Alfano avessero innanzi l'Inter di Mourinho, quella che ha vinto lo scudetto, la Coppa Italia e la Coppa di Campioni in pochi mesi, e ben sapendo di avere un avversario così forte si contendono Capodicasa, Di Mauro e gli altri politici, quelli che ritengono essere Grillo e Pennica simili a Ibra o a Ronaldo. Ma la politica è un'altra cosa rispetto al calciomercato, non dovrebbe giocarsi sulla forza degli pseudomuscoli, bensì sulle idee, sui progetti e sui contenuti. E non mi pare che tra Grillo e Pennica si siano visti contenuti e progetti tali da creare la rissa tra Capodicasa ed Alfano. Per questo sarebbe opportuno che anche la sinistra di Giampiero Carta e di Nello Amel riflettesse sulla necessità di costruire un ampio schieramento unitario del rinnovamento.